lascio la parola al professor Manno. Oggi ascolteremo Deborah Cusson e Riccardo Reuter Rigoni. Ci hanno già fatto conoscere nella scorsa edizione, l'anno scorso, quell'interessantissimo lavoro che è Venezia vista dal cielo. Quindi per noi sono persone assolutamente conosciute e che apprezziamo molto. Lascio la parola al professor Manno. Buon ascolto. Ed è proprio dal libro su Venezia vista dal cielo, di cui accennava il nostro segretario, che è partita l'idea di organizzare questa conferenza, la cui finalità è diversa ma che ha dei punti di tangenza con quel libro stesso, perché è un libro, lo ricordo brevemente, che attraverso una serie di fotografie scattate dall'elicottero da Riccardo e attraverso una serie di schede sintetiche ma molto, molto puntuali sui siti fotografati ci dava un'idea panoramica della laguna di Venezia. E da lì appunto si è pensato di organizzare una iniziativa simile, senza libro, perché questa è una conferenza pure semplice, che però guardasse la laguna di Venezia con un occhio diverso. E per farvi capire la novità dell'impostazione che abbiamo dato, io vorrei prima, ma molto sinteticamente, ricordare alcune figure allegoriche con le quali Venezia ha sempre parlato di se stessa. E questa delle allegorie di Venezia, anzi di quello che noi abbiamo chiamato nel progetto Venezia del mito di Venezia, è uno dei temi portanti del progetto stesso. Bene, guardiamo velocemente e senza chiaramente addentrarci nella materia quali sono queste figure allegoriche. Ve ne elenco alcune. Per esempio Venezia è spesso vista come la figura della Luna e di Diana assieme. Una delle più famose sta nei capitelli di Palazzo Ducale. Un'altra raffigurazione di Venezia, sempre degli antichi capitelli trecenteschi di Palazzo Ducale, è Venezia come Astrea, che è una costellazione, cioè quindi come giustizia. Ce ne sono altre di immagini allegoriche di Venezia. Per esempio mi viene in mente quella di Atena, la dea della pace, della guerra per giusta causa e della pace, famosissima, quella raffigurata dal Tintoretto in Palazzo Ducale. Ma ce n'è una che è centrale, forse la più diffusa, la più conosciuta, la più osannata dalla stessa Repubblica di Venezia, che è la città di Venezia come allegoria della Madonna e quindi della madre di Dio. Che cosa hanno in comune queste figure, una diversa dall'altra, poi tra l'altro appartenenti ad ambiti diversi, anche letterari diversi? Beh, c'è un tratto che le accomuna, perché tutte queste figure femminili sono vergini. Quindi appellare Venezia come significa insistere sul concetto della verginità di Venezia. E la verginità di Venezia è sempre stata spiegata dai veneziani come uno dei principi, uno degli attributi fondamentali della sua storia, e questa verginità si spiegava che era dovuta, e quindi la sua inviolabilità era dovuta soprattutto all'acqua, al fatto che Venezia sia stata fondata sull'acqua, al centro della laguna. E questo grande specchio d'acqua, insondabile a chi non lo conosce a menadito, per i suoi ghebi, per i suoi canali, per il ciclo delle alte e basse maree, era impenetrabile a qualsiasi nemico o avversario che voleva impadronirsi della città. Eppure, e qui nasce un po' l'idea di questa conferenza, se questo è il mito, anzi forse potrei dire il mito più forte che Venezia ha saputo creare nel corso del tempo, eppure se noi diamo un'occhiata dall'alto alla laguna e ai suoi confini terrestri, quindi a partire dai lidi che vanno, diciamo, fino a Chioggia, e poi ci spostiamo a nord e guardiamo alla gronda lagunare, quindi alla conterminazione e confino fra
la terraferma e la laguna, e non solo lì ma anche nell'immediato entroterra, noi scopriamo che questo territorio, compreso la laguna stessa, è disseminato di centinaia, non dico decine, centinaia di luoghi forti, centinaia di opere fortificate. Quindi ci dicono qualche cosa che non viene detto chiaramente nell'immagine pubblica di Venezia. Questi luoghi forti certamente sono stati eretti per difendere, per rafforzare quella inviolabilità, ma mai o quasi mai vengono menzionati nella letteratura, nella pittura, nell'arte, come una delle ragioni principali per cui poi questa laguna è rimasta inviolabile, perché il motivo pubblico che si esterna è il fatto che Venezia è inviolabile perché sorge sull'acqua. Quindi non dico una contraddizione, ma comunque qualche cosa di non detto che a noi invece interessava enucleare e spiegarvi. E per farlo, perché tanti sono coloro che si sono occupati delle fortezze veneziane, mestrine, cioè ci sono tantissimi studi e anzi è grazie a questi studi che noi siamo qui tre a fare questa sintesi, perché quella di stasera è chiaramente una sintesi, è una panoramica, è un sorvolo velocissimo e quindi molto sintetico per ogni punto che vi faremo vedere, che poi abbiamo scelti alcuni più emblematici, e grazie a questi studi che noi possiamo anche raccontarvi quello che sentirete questa sera. Certo, l'opera difensiva più grande, più impegnativa mai realizzata dalla Repubblica per difendere la propria città, possiamo dire che sono state le diversioni dei fiumi dalla laguna. I veneziani sapevano benissimo che i fiumi portavano detriti che avrebbero col tempo riempito l'invaso lagunare e questo avrebbe comportato un grande pericolo militare perché avrebbe consentito ai nemici di avvicinarsi, no? Con questi riempimenti, con questi detriti, di avvicinarsi alla città e quindi di colpirla più facilmente. Quindi questa è una ragione di carattere difensivo, l'altra è di carattere commerciale perché salvaguardare i fondali della laguna significava garantire la navigabilità della laguna stessa e quindi dei commerci. Comunque sta di fatto che la diversione dei fiumi è, se vogliamo, tra virgolette, la fortificazione più immane, più grandiosa mai realizzata da Venezia per mantenere la propria inviolabilità. Ma come dicevo prima, ci sono numerosissimi luoghi fortificati, veramente numerosissimi, che iniziano dal IX secolo addirittura. Noi ne sappiamo poco di queste fortificazioni erette in quei secoli lì. Incominciamo ad avere notizie dal Medioevo, dal 1300, abbiamo sì delle testimonianze, eccetera, ma notizie certe, documentate, incominciano dal 300. E sommando un intervento all'altro, arrivando e correndo lungo i secoli, Venezia ha realizzato vari sistemi difensivi che l'hanno portata a concludere un sistema fortificatorio che io non esito a dire tra i più ricchi e i più articolati d'Europa, nonostante il mito di cui vi parlavo. Si tratta di un sistema che costituisce una testimonianza di valore storico, anche di valore architettonico e direi anche ambientale, perché poi queste fortezze sorgono in punti particolari, in isole della laguna o anche dell'entroterra mestrino, che noi cercheremo di illustrarvi stasera, ma che necessitano di una tutela e di una valorizzazione. Questo è il nostro auspicio. Certamente non scopriamo niente perché, voglio dire, già in parte alcuni di questi luoghi sono già valorizzati, basti pensare per esempio a quello che sta accadendo a Forte Marghera, ma il nostro desiderio sarebbe quello che con un'iniziativa come questa si ritorni a parlare con più insistenza e anche con maggior speranza magari di intervento per la valorizzazione di questo sistema. E dunque noi adesso cominciamo questo viaggio, io passo subito la parola a Riccardo Reuter Rigoni che è qua accanto a me, che inizierà a illustrarvi questa storia, questo racconto che arriverà fino al XX secolo partendo
da alcune delle prime fortificazioni che noi conosciamo. Buonasera a tutti, grazie. È veramente un piacere ritornare qui ed essere anche in conferenza appunto col professor Nanno e con Deborah Gusson. Come diceva il professore prima, è bello e anche quasi poetico, soprattutto per chi magari ha avuto modo di vedere Venezia dall'alto varie volte, capire che la prima difesa di Venezia è stata proprio l'acqua. È stata non solo l'acqua ma anche la laguna, perché la visuale aerea permette di vedere i fondali perché sono molto bassi e si capisce che se non ci fossero le delimitazioni, le bricole che segnano i canali, se non ci fosse nulla, per chi arriva in laguna sarebbe veramente molto arduo capire dove può navigare e dove no. Quindi le barene, i canali, i bassi fondali sono state il primissimo forma di difesa di Venezia. Ed è sì, così interessante valutare che tante volte adesso noi parliamo di difendere la natura, invece un tempo Venezia inizialmente è stata proprio difesa dalla natura. E poi subito dopo, come diceva il professore, dopo l'VIII-IX secolo, con l'avvento anche di Pipino, con le guerre che ci sono state, si è capito che la natura non bastava più a difendere la città, bisognava fare qualcosa di più. E da lì è iniziata l'evoluzione, sia l'evoluzione degli armamenti e l'evoluzione dei sistemi di difesa, e quindi questa evoluzione continua ha portato a tutto un sistema di difesa molto importante. E se vediamo qui, questa qui è una cosa, una veduta del 1340 di Fra Paolino Minorita, ed è una delle prime vedute di Venezia. Noi ne siamo molto affezionati alle vedute, in particolar modo poi a quella che è stata fatta da Jacopo de Barbari un secolo e mezzo più tardi, nel 1500. E cosa vediamo da questa veduta? Si vede una cosa molto interessante, che il riquadro, quella è l'area dove adesso insiste il Palazzo Ducale, che all'epoca, appunto 1300, era completamente diverso da adesso, era una sorta di castello con le merlature. Interessante notare che al suo interno, quel piccolo quadratino all'interno del quadrato più grande, quella è la Basilica di San Marco. Quindi la Basilica rientrava all'interno del recinto, diciamo, del primissimo Palazzo Ducale, che poi vari incendi l'hanno distrutto, varie volte è stato ripreso in mano fino a quello che conosciamo noi oggi. Comunque questa è stata la prima... le prime immagini di Venezia, le prime fortezze che vediamo già in città sono queste. Poi inevitabile anche nei toponimi capire che Castello, il sestiere di Castello, prende nome da una fortificazione che doveva trovarsi lì. Insomma, la città comincia insomma, a difendersi. Poi possiamo vedere anche non solo in città ma anche nell'entroterra che ci sono altre fortificazioni che possiamo vedere tutt'oggi, che sono molto interessanti. Queste due in particolare che vediamo, una è la torre di Tessera e una è la torre di Dese, che erano poste appunto nell'entroterra a guardia dei movimenti che potevano interessare la laguna. Il campanile di San Marco stesso aveva una funzione di torre di avvistamento e non solo di campanile, quindi anche questi, diciamo, campanili in realtà erano torri di avvistamento. Quella, diciamo, appunto, la torre di Dese attualmente si trova in mezzo a dei campi con un piccolo abitato attorno, non è visitabile, però il solo osservarla nel suo contesto fa capire quanto la laguna sia cambiata nel corso degli anni e appunto la funzione difensiva che aveva. La torre di Tessera invece si trova veramente a poca distanza dall'aeroporto internazionale Marco Polo, è all'interno, cioè è il campanile di una chiesa che a sua volta è all'interno di un complesso monastico, e attualmente ci sono vari progetti che prevedono anche il possibile recupero e magari un domani anche la possibilità di salire su e ammirare il panorama da essa. Sono due reperti molto molto importanti
e sono proprio qui a poca distanza da noi adesso. Sempre sul lato laguna c'era la torre di San Giuliano, la torre di San Giuliano che si vede appunto in questi due dipinti, che si trovava appunto vicino alla fossa Gradeninga, che è l'attuale Canal Salso, e anche queste appunto avevano la funzione sia di difesa. Nella torre di San Giuliano, era San Giuliano del Buon Albergo, c'era anche lì un convento e molte volte appunto ospitava anche chi magari era lì di passaggio e appunto si trovava a sostare nella zona. Passo. Le notizie sugli edifici più antichi del sistema difensivo veneziano, di cui Riccardo ci ha dato una brevissima illustrazione, anche perché sono i più difficili da documentare. Lasciano il posto invece a un sistema e a un'iniziativa difensiva molto più chiara, che risale, come vi accennavo prima, al XIV secolo, e in particolare alla seconda metà del Trecento. Prima di vedere velocemente questi siti, dobbiamo tenere a mente di qual era la situazione storica e geografica, perché noi non possiamo parlare di difese se non abbiamo ben chiari questi due elementi. Cioè, quindi le vicende storiche che hanno attraversato la città di Venezia, ma anche la geografia e quindi i siti che poi sono stati muniti dai veneziani. Mi riferisco in particolare a un episodio, a una guerra importantissima, che è la cosiddetta guerra di Chioggia. Ricordiamo le date, sono 1378-1381, seconda metà del 300. La guerra di Chioggia è un conflitto terribile per i veneziani, perché solitamente si parla dell'attacco genovese via mare, ma occorre anche ricordare che i genovesi strinsero un'alleanza con i signori di Padova, con il patriarca di Aquileia e anche con gli ungheresi. E quindi i veneziani si trovarono attaccati non solamente sul fronte marittimo, il che sì, era molto grave, ma avrebbe comunque consentito di resistere a lungo perché ci si poteva rifornire dalla retrovia dell'entroterra, ma ha dovuto subire un attacco su due fronti e quindi praticamente completamente circondata, quindi sia dal fronte di terra che dal fronte mare. Questa esperienza, terribile perché l'esito a favore di Venezia non era del tutto scontato. Diciamo che adesso noi non possiamo addentrarci in tutte le scorribande, i conflitti, gli scontri che ci sono stati e che poi hanno consentito ai veneziani di conseguire una strepitosa vittoria grazie anche al comando di un generale che era Vittor Pisani. Ma durante questo conflitto, noi abbiamo delle cronache, quindi abbiamo dei documenti più probanti, sappiamo che vennero erette delle fortificazioni provvisorie. Che cosa vuol dire? Sono fortificazioni erette in grande velocità e realizzate con palificazioni e con terra battuta. Queste fortificazioni provvisorie sono state erette in vari punti a seconda dell'andamento dell'assedio. Quindi in un primo momento verso Chioggia e in particolare verso Brondolo, in un altro momento nei lidi per difendersi dalle incursioni e dalle conquiste genovesi che sono arrivate fino a Pellestrina, in altri momenti per esempio in località di terraferma, perché ricordiamo che in questa circostanza i veneziani avevano già una parte del loro stato che occupava la terraferma veneziana, perché la Repubblica riesce a impadronirsi della città di Mestra nel 1337 e poi anche di Treviso. Treviso stessa viene assediata dal re d'Ungheria, quindi Venezia è stretta in una morsa.
Adesso noi non possiamo ripercorrere tutte le vicende di questo assedio, ma fu importantissimo. I veneziani ne fecero tesoro. Tanto è vero che dopo la stipula della pace di Torino, appunto alla fine della guerra, a favore di Venezia 1381, la Repubblica prende alcune decisioni che sono epocali e che segneranno poi, ispireranno poi anche nei secoli successivi tutti gli strateghi che si sono succeduti per provvedere alla difesa della città. Questa decisione era quella di passare dalle difese provvisorie in legname e terra battuta alle difese permanenti, cioè realizzate in pietra e mattoni, ma soprattutto in pietra. Si tratta di una decisione anche non solo di innovazione, di aggiornamento nell'arte della difesa, ma si tratta anche di una decisione di carattere finanziario, perché i costi di questi manufatti erano ingentissimi e quindi provvedere alla erezione di fortificazioni permanenti significava anche decidere di dare un certo indirizzo al bilancio della città, che decideva di spendere somme notevolissime per provvedere proprio alla propria difesa, perché le difese permanenti, soprattutto quelle realizzate in pietra, consentivano in caso di nuovo assedio di resistere con maggior efficacia e soprattutto di resistere per più lungo tempo. E siamo in un periodo in cui le campagne di assedio militare difficilmente si svolgevano durante l'inverno, ma venivano condotte soprattutto in primavera e in estate, perché col sopraggiungere delle piogge gli eserciti assedianti si trovavano in gravissime difficoltà logistiche e anche di accampamento. Quindi se io realizzo delle difese permanenti, ripeto, estremamente costose, significa anche che rendo al nemico molto, molto più difficile, se non impossibile, il pensiero di un nuovo assedio. E infatti, se noi potessimo farlo, ma ripeto, non è il caso di questa sera, di fronte a ogni fronte di guerra che c'è stato, di assedio e di scontro tra la laguna e la terraferma e nei punti cruciali, i veneziani provvidero alla erezione di queste fortezze permanenti, che sono in particolare le mura di Mestre, perché la Mestre aveva delle antiche mura, ma che ormai non erano più adatte a sostenere qualsiasi tipo di assedio, e i veneziani decisero di rinnovare e di costruire ex novo un circuito murario attorno a Mestre. Purtroppo noi non lo vediamo più perché è quasi del tutto scomparso. Diciamo che l'emergenza più evidente è la torre dell'orologio, la torre civica dell'orologio che voi tutti conoscete, e un altro punto che è ancora rimasto ma è meno conosciuto è il bastione nord di nord-ovest, che è la cosiddetta Torre Mozza. Ma attorno a questi due punti superstiti, che possiamo ancora ammirare, girava un lungo circuito che è stato studiato, è stato ricostruito, ma che purtroppo non esiste più. Però quel circuito è un circuito di difesa permanente che comportò ingenti spese finanziarie realizzate nel corso del 300 fino ai primi anni del 400. Il secondo intervento che venne realizzato sono i castelli di difesa del Lido. C'è un punto di attracco, un punto di ingresso dal mare Adriatico, non era esattamente come lo è ora, ma diciamo il punto è sempre quello, perché costituiva l'ingresso principale marittimo per Venezia. Ecco, quell'ingresso era cruciale per la difesa della città, e quindi in quel punto, dove esistevano già delle fortificazioni provvisorie, venne edificato con forti medievali, ma sempre permanenti. Sono i castelli di San Nicolò del Lido e di Sant'Andrea, non quelli che vedete adesso, ma altri che c'erano in precedenza e che possiamo vedere in questa immagine che avete alle mie spalle, dove appunto si vede l'ingresso di San Nicolò a sinistra
e con le 2 frecce indicano gli antichi castelli che, ripeto, non esistono più, ma sono castelli medievali con un circuito rettangolare e un mastio e una torre più alta che serviva a dominare, diciamo, i dintorni del territorio che si doveva difendere, in particolare il canale d'ingresso del porto di Venezia. Poi andiamo avanti. Gli interventi di edificazione permanente non riguardano solamente Mestre, che possiamo considerare la porta da terra, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, la porta da terra di Venezia, oppure verso il Lido, il porto di San Nicolò del Lido, che è la porta da mar, no? Ma proprio sulla scorta dell'esperienza terrificante dell'assedio di Chioggia, sappiamo che i genovesi partirono nel loro attacco proprio da Chioggia e la conquistarono, perché entrarono dentro Chioggia e da lì poi proseguirono fin verso il Lido, fin verso Pellestrina. Ecco, lì a Chioggia, quindi nell'ingresso del porto di Chioggia, i veneziani decidono di costruire un'altra fortificazione permanente, che è il Castello della Luppa, della Luppa, ciò che rimane di questo castello, ma molto trasformato, è quello che vedete in questa diapositiva. Possiamo andare avanti. Quindi le vicende del 300 sono emblematiche per la storia delle fortificazioni veneziane, per le scelte che vi ho appena abbozzato. Nel corso del 400 Venezia cambia completamente strategia, perché da una piccola repubblica, diciamo sì, con possedimenti nel mare Adriatico e nel mare Mediterraneo orientale, ma territorialmente ancora Venezia è molto contenuta nell'entroterra. Il 400 è il secolo delle grandi conquiste veneziane in terraferma, si arriverà a conquistare le città di Bergamo e Brescia in Lombardia e di Udine nel Friuli. La strategia di Venezia cambia completamente, non si deve più pensare alle fortificazioni nell'immediata laguna, diciamo nell'immediato intorno di Venezia, ma si deve pensare alle fortificazioni dello Stato. Questa egemonia, questa mira espansionistica veneziana viene letta in maniera molto sospettosa e allarmata dalle altre nazioni europee e dagli altri stati italiani, che stringono un'alleanza tra di loro e la Lega di Cambrai, la quale con un esercito organizzatissimo affronta i veneziani e infligge a Venezia una sconfitta epocale, che è la sconfitta di Agnadello. Siamo nel 1509. E l'esercito nemico giunge, in seguito a questa sconfitta campale, giunge facilmente, superando tutte le cinte fortificate delle città predisposte dai veneziani, giunge facilmente fino a Mestre. Siamo nel 1513, che viene messa a ferro e fuoco, e dalle cronache noi sappiamo che alcune truppe tedesche puntarono le loro artiglierie verso Venezia, fecero fuoco, ma chiaramente senza giungere con i loro proiettili a colpire le prime abitazioni di Canareggio, perché i tiri di allora, la tecnologia di allora, non consentiva delle gittate così lunghe da raggiungere la città. Questo è il primo episodio. Il secondo episodio invece è una sconfitta che i veneziani subiscono in mare, quindi contro un altro nemico, che è un nemico sempre più potente, che è l'impero ottomano. La sconfitta alla quale mi riferisco è la sconfitta della Prevesa, una sconfitta militare che avviene nel 1538 e che allarma tantissimo non solo i veneziani, ma in realtà tutte le potenze cristiane mediterranee. Venezia prende atto di queste realtà e si rende conto che non può più contare su una politica di espansione, come accadde nel 400, ma che doveva fermare i propri progetti, le proprie ambizioni di
allargamento territoriale, e doveva difendere il proprio Stato recuperando le terre perse, è quello che farà nel corso dei primi decenni del Cinquecento, e incentivando le fortificazioni delle città del proprio Stato. E naturalmente senza dimenticare le difese dalla via del mare, che erano sempre più minacciate da un potenziale attacco che poteva venire da parte della flotta turca. Di conseguenza, le decisioni che vennero prese furono molto chiare e nette. La prima è stata quella di abbandonare definitivamente le mura di Mestre, che erano già in pessimo stato, ma che comunque per i veneziani dal punto di vista strategico non potevano servire più a niente, perché la difesa di Venezia doveva essere concentrata molto più lontana da Venezia, quindi rinnovando le difese di città come per esempio Padova, Treviso, Bergamo e Brescia. Tra l'altro questo piano di rinnovamento è stato grandioso, tra i più consistenti dell'epoca, e tra l'altro anche all'avanguardia. Chi studia architettura militare nel Cinquecento per forza di cose deve passare per Venezia, perché i più grandi progettisti, architetti militari, ingegneri vennero assoldati da Venezia proprio per rinnovare e per dotare quelle città di sistemi difensivi apparentemente imprendibili, ma che comunque erano stati rinnovati per difendere poi la capitale, che era molto più lontana. Quindi, prima conseguenza, abbandono delle mura mestrine, ma grande attenzione invece al versante mare, perché da lì, dall'Adriatico, potevano venire i pericoli, i grandi pericoli. E quindi il rinnovamento del forte di Sant'Andrea, quello che vedete in diapositiva è il nuovo forte di Sant'Andrea progettato da uno stratega che è Francesco Maria I della Rovere, ma anche dal San Micheli, e vedete questo forte, che è ben noto perché lo possiamo vedere anche in questa immagine, che è completamente diverso da quello precedente, ma della fortificazione precedente rimane il mastio centrale, quella specie di cubo di volume, di mattoni che vedete crescere alle spalle del forte, è quanto rimane della vecchia fortificazione che venne eretta dopo la guerra di Chioggia. Questo forte, perdonatemi la parentesi, ha una storia e una forma particolare, perché non c'è bisogno di essere degli esperti militari, ma ha una caratteristica. Se voi guardate quei fori che ci sono lungo la muraglia di Pietra d'Istria, che sono i fori di affaccio delle bocche da fuoco, si aprono solamente verso l'acqua e quindi assolvono la funzione di impedire il passaggio delle navi che sarebbero nemiche, che sarebbero transitate proprio qui all'imboccatura del porto di Lido. Ma se voi guardate dietro non c'è nessuna fortificazione, di solito un circuito, appunto così è tale, è chiuso, un sistema difensivo fortificato è chiuso perché deve difendersi da tutti i lati. Ci tengo a spiegarvelo perché è un caso forse unico, perché ci fu un dibattito in Senato veneziano, è documentato proprio, abbiamo le carte, sono rimaste dei senatori che sono intervenuti, sono rimaste nell'archivio di Stato, dove alcuni senatori dicono va bene, sì, bisogna rinnovare il forte di Sant'Andrea perché dobbiamo difenderci da un'incursione turca, però non possiamo costruire una fortezza moderna che abbia le sue mura e quindi i suoi cannoni anche rivolti alle spalle, che significa i cannoni rivolti verso Venezia. Perché se qualche tiranno veneziano, se qualcuno di Venezia volesse fare un colpo di Stato e quindi ambisse alla tirannia, questa era una delle preoccupazioni continue che il patriziato veneziano ha avuto già fin dal 300 con le congiure che sono state domate nel corso di quel secolo, cioè impedire che in seno al patriziato nascesse un tiranno, nascesse un principe, per dirla con i termini di allora, che sovvertisse tutto il sistema, diciamo, aristocratico veneziano, ma anche democratico, se vogliamo, repubblicano.
Quindi i senatori che erano contrari all'erezione di questa particolare fortezza riuscirono a strappare con un voto di maggioranza l'erezione di questa fortezza particolare, che forse è unica e anche avveniristica, perché è tutta solo proiettata nel punto di maggior difesa. Andiamo avanti, questa è un'altra fotografia aerea, è la tua, vero Riccardo? Questa qui? Questa è scattata da Riccardo dall'elicottero, molto bella perché ci fa vedere anche cosa c'è dietro l'isola. Sempre davanti è il canale di accesso di quello che è appunto, e anche adesso l'accesso al porto di Venezia. Ecco, naturalmente non c'era solo Venezia, c'era il ricordo di Chioggia e quindi bisognava impedire che un'eventuale flotta turca arrivasse anche a Chioggia, che non facesse esattamente quello che fecero i genovesi nella seconda metà del 300. Quindi il Forte della Lupa, che è lì indicato, che ormai è quasi mezzo diroccato, viene recintato e lì a Chioggia viene costruita una fortezza modernissima con delle murature particolari, si chiamano bastioni a spalle quadre, adesso comunque non voglio entrare nei tecnicismi, sono comunque murature all'avanguardia che all'epoca erano considerate imprendibili, invincibili e quindi vengono costruite anche a Chioggia proprio per impedire che si ripetesse quello che i veneziani avevano imparato nel corso della storia. Noi facciamo un salto, e che è l'ultimo che tocca a me questa sera, che è la guerra di Cipro. Siamo nel 1570. L'impero ottomano reclama il possesso della guerra di Cipro, il possesso dell'isola di Cipro. E da lì nasce una guerra che porterà, tra l'altro, nel 1571 alla battaglia di Lepanto, alla vittoria a Lepanto sull'impero ottomano, ma che poco servì perché Venezia, comunque, nonostante quella mitica vittoria, dovette cedere l'isola di Cipro all'impero ottomano. E la cosa singolare di cui si parla pochissimo, anche adesso gli studiosi non riesco a capire perché comunque, è che nel 1570 una parte della flotta turca, comandata da un comandante che si chiamava Uluk Ali, detto anche Occhiali, era un calabrese, un renegato calabrese espertissimo di navigazione, uno dei comandanti più abili dell'epoca, riuscì con una serie di imbarcazioni a suo seguito di galere, riuscì a mettere a ferro e fuoco le coste dell'Albania, della Calabria e risalendo in parte in Dalmazia, quindi destando un allarme enorme nella popolazione veneziana. Noi sappiamo da alcuni cronachisti che la popolazione di Venezia era terrorizzata dal fatto che potessero arrivare le navi turche, entrare nonostante il forte di Sant'Andrea munito a suo tempo, e di entrare in laguna e di arrivare persino nel centro storico di Venezia. Come? Ma semplicemente sbarcando nei lidi, nelle spiagge dei lidi, quindi bypassando, evitando il fuoco di copertura di Sant'Andrea, evitando il forte di Chioggia e quindi praticamente saltando a pie pari e entrando in laguna anche con una certa abilità nella navigazione. Non avevano le imbarcazioni adatte, ma avrebbero potuto costruirle facilmente impadronendosi dei lidi, e quindi questo mise nel panico la popolazione. Si fermò una commissione particolare, vennero addirittura concesse le armi a tutti i sestrieri e i capi sestriere di Venezia, perché si aspettava da un momento all'altro che i turchi arrivassero e l'allarme era realmente sentito. In parallelo gli esperti militari decisero di erigere una serie di difese che non erano mai state pensate. Naturalmente sono difese provvisorie, perché il tempo non consentiva di erigere fortezze diverse. Adesso le vediamo queste difese. La prima, che pochissimi conoscono, io a volte chiedo anche alle persone che abitano a Lido, è la fortezza di San Nicolò del Lido, che voi vedete lì indicata, e c'è un fronte. Allora adesso tanto per orientarci. Questo che vi indico è il forte di Sant'Andrea che noi abbiamo visto prima. Qui davanti
c'è il vecchio forte medievale di San Nicolò, ma i veneziani all'epoca costruirono una fortezza enorme che termina in questo lato, a ridosso dell'attuale cimitero ebraico, va bene, con queste 3 opere fortificate che attraversavano il Lido da una parte all'altra, dalla laguna fino al mare. Questa fortezza prima venne eretta provvisoriamente, poi dopo resa permanente negli anni subito successivi. Perché venne alzato questo fronte altissimo e imprendibile dotato di artiglierie? Perché si pensava che appunto a uno sbarco turco nei lidi, i turchi, come dicevano gli strateghi di allora, sarebbero arrivati con le loro truppe fino a questo punto per impadronirsi della fortezza di San Nicolò e da lì battere e demolire il forte di Sant'Andrea. Quindi c'era tutto un piano strategico studiato della possibilità che i turchi avevano di aggredire Venezia. Ed ecco la ragione per cui viene aperto questo fronte difensivo, questa muraglia di chiusura nei confronti dei turchi. Questa fortezza esiste ancora, non è leggibile perché ci sono alberi, sono diciamo delle costruzioni che la impediscono. Qui quella che vedete è una fotografia dei primi del Novecento dove io ho ripreso la stessa pianta che vi ho mostrato prima e l'ho girata facendovi vedere dove è posto il fronte bastionato, cioè il fronte difensivo. Ed è una fortezza enorme, cioè che i veneziani mai si sarebbero immaginati di realizzare. Questa è una fortezza, diciamo, che poteva essere adatta a città come Zara. Per esempio Zara venne edificata con una forma simile, oppure a città come Bergamo, le cui mura vennero rinnovate poi nella seconda metà del Cinquecento. Ma mai si sarebbe pensato di erigere in laguna, ai lidi, un manufatto di questa grandezza e di questa portata, che sicuramente avrebbe posto anche dei problemi dal punto di vista politico, perché chi diventava padrone di questa fortezza poteva benissimo diventare padrone di tutto il porto, dell'ingresso al porto del Lido di Venezia, al porto di Venezia. Ma fecero anche altro, che voi sicuramente realizzarono delle postazioni ottagonali, che chi di voi conosce bene la laguna sono famosi perché sono i famosi ottagoni della laguna. Questi ottagoni sono stati realizzati nel 1570, prima con fortificazioni provvisorie, ripeto, poi dopo murati col muro di cinta che successivamente è realizzato nel 600. Ma questi ottagoni sono stati realizzati proprio perché erano posti davanti alle aree del Lido che erano state considerate come punti di probabile sbarco turco. Quindi se i turchi fossero arrivati fin lì, fossero sbarcati nella spiaggia del Lido, dall'altra parte, a poca distanza, da questi ottagoni sarebbero partiti i colpi di artiglieria che li avrebbero immediatamente annientati. Andiamo avanti. Ecco, questo fu addirittura pensato di difendere l'ingresso di Malamocco, perché era un altro dei punti dove potevano entrare le navi turche. Prima con 2 forti provvisori, questa pianta che vedete è successiva perché i 2 forti di Malamocco, San Piero in Volta, no? Sono stati poi resi permanenti nel corso dei 600 in seguito alla guerra di Candia. E naturalmente la stessa operazione di ammodernamento venne fatta per Chioggia. Quindi tutto il fronte adriatico, possiamo dire così, dei lidi venne ammodernato, ulteriormente ammodernato, ma soprattutto continuamente fortificato, mentre prima si pensava solamente a 2 punti chiave. Ora, siccome abbiamo qualche minuto, chiedo alla Deborah di poter magari tornare indietro perché noi abbiamo nella copertina, e le chiedo alla Deborah di entrare in una cosa che abbiamo preparato proprio per questa conferenza e vi fa vedere il sistema lagunare più dall'alto. Poi adesso la Deborah, se si vuol divertire lei, ce lo mostra. Ecco, questo qui è una mappa di Google dove noi abbiamo indicato con i pallini rossi, con i segnalini rossi, gli interventi lungo i lidi,
fino a Chioggia, per farvi capire tutta la linea difensiva che è stata ammodernata. Adesso Deborah poi se puoi ingrandire e poi magari lo scorri, così facciamo vedere. Ecco lì, voi vedete che ci sono i 2 punti di accesso al porto, quindi Sant'Andrea e il forte di San Nicolò. Poi scorrendo lungo i lidi si vedono i segnalini che connotano gli ottagoni di cui vi ho parlato, e fino ai forti di Malamocco e giù fino a Chioggia, dove è stato ammodernato il forte di Chioggia che protegge l'ingresso a Chioggia. Ecco, allora se vogliamo per esempio tornare un attimo al forte di Sant'Andrea, grazie Deborah dell'aiuto, e se fai clic destro sul forte di Sant'Andrea, facciamo cosa c'è scritto? Sì. Ecco, qui vediamo questa veduta del forte e dove si percepisce meglio il canale d'ingresso. Ecco, io mi fermerei qui, perché adesso siamo all'ultima, diciamo, puntata, anzi la penultima puntata di questo grande sforzo difensivo, e passo la parola a Deborah che ci illustrerà appunto le fortificazioni ottocentesche e novecentesche. Grazie, buonasera. Allora, per introdurre quello che è il sistema difensivo presente alla fine del XVIII secolo e nel XIX, dobbiamo assolutamente parlare dei grandi cambiamenti che avvennero in quell'epoca. Il primo grande cambiamento è l'arrivo di Napoleone, delle truppe napoleoniche nel 1796, con la conseguente abdicazione del Doge e la formazione di un governo provvisorio. Venezia qui si troverà poi ad essere ceduta all'Austria, ripresa dalla Francia, e vedrà poi una seconda dominazione austriaca. Quindi i primi anni sono davvero molto caotici per quanto riguarda la situazione politica. Ancora nel 1848 poi sui motti rivoluzionari europei Venezia insorge e dichiara la Repubblica di San Marco. E ancora nel 1866 entra a far parte del Regno d'Italia. Quindi questa è la situazione che noi troviamo all'inizio appunto del secolo, e tutti questi cambiamenti repentini ovviamente hanno un peso enorme su quello che è la situazione e le scelte soprattutto militari di difesa della Serenissima. E se prima ci si concentrava solamente sulla difesa della parte orientale, adesso si cerca di difendere Venezia dagli attacchi che potrebbero arrivare dalla terraferma, quindi dalla parte occidentale. Per fermare questi attacchi si iniziano a costruire appunto delle batterie sia in Laguna Nord che in Laguna Sud, che sono Campalto, Tessera, Carbonera, Buel de Lovo, e poi in Laguna Sud troviamo Trezze, Podo, Ex Poveglia e Fisolo. L'importante era sicuramente difendere Venezia, ma anche allontanare la linea di tiro dei nemici, per cui si iniziano a costruire tutta una serie di appunto fortificazioni a difesa dell'arco lagunare. Si armano infatti anche le isole, ad esempio l'isola di San Secondo, San Giorgio in Alga, si demolisce la torre di San Giuliano e l'isola diventa una batteria. Poi dobbiamo pensare che molte isole vengono militarizzate anche perché dopo appunto la venuta di Napoleone molti monasteri e i conventi vennero abbandonati appunto, e quindi trasformati le strutture cambiano d'uso e diventano polveriere e depositi appunto militari. Facciamo un salto indietro
al 1848 e iniziamo a parlare di quello che rappresenta, diciamo, il forte più significativo per quanto riguarda la storia militare, intesa come moderna, possiamo dire, veneziana. Forte Marghera viene costruito, iniziato dagli austriaci, continuato poi durante la dominazione francese e terminato ancora una volta dagli austriaci. Viene costruito in un punto strategico, ovvero a ridosso della fossa Gradeniga, che era uno dei punti di collegamento che portava a Venezia dalla terraferma, non solo appunto di collegamento, ma anche era usata anche per lo scambio merci, per cui era davvero un punto molto strategico. Viene costruito sull'area dove vi era l'antico borgo di Marghera. Per fare questo noi possiamo ancora oggi vedere una struttura che ora è la biblioteca, che era appunto un ponte che è diventato una polveriera. Appunto ebbe un ruolo cruciale per la difesa della neonata Repubblica di San Marco. E vi faccio vedere anch'io vediamo se si apre. Questo progetto non è pubblico, benissimo. Ve lo faccio vedere dopo. Ok. E allora proseguiamo. E appunto rientrava nel sistema difensivo anche l'idea di fortificare i lidi. Già avevano iniziato, infatti. Questa è una piantina che mostra al 1898 com'era la situazione della piazzaforte veneziana. Voi vedete tutti questi piccoli rombi e questi qui sono tutte quante strutture militari, quindi vedete quante ce ne sono lungo i litorali soprattutto, ma anche appunto quelle di cui vi parlavo prima in Laguna Sud e qui in Laguna Nord. Per quanto riguarda poi gli edifici militari del litorale, passo la parola di nuovo a Riccardo. Eccoci qui, siamo di nuovo tornati a San Nicolò. Questa qui è la zona appunto dove si può vedere appunto la caserma Pepe e dove c'è quel grande prato su dove è stato poi edificato, è stato realizzato l'aeroporto Nicelli. Aeroporto che per la cui realizzazione è stato necessario anche abbattere delle strutture che c'erano, che adesso vediamo qui, e poi possiamo adesso appunto vedere una cosa interessante che appunto è l'aeroporto come si presenta ai giorni nostri. Vi invito a guardare l'erba del campo dove c'è vicino a quella freccia bianca e proprio parlando con un amico poco tempo fa ha detto: l'uomo può cambiare le cose, ma la terra, come se fossero delle cicatrici, lascia il segno. Infatti si possono ancora vedere i segni delle antiche costruzioni, antiche muraglioni, antiche comunque edifici che c'erano sull'area dove adesso insiste l'aeroporto. A Lido non era l'unica, appunto, c'erano varie fortificazioni, appunto, c'era alle Quattro Fontane, c'era alle Terre Perse e c'era appunto anche a Malamocco. Malamocco, l'area su cui è stato edificato il forte e che ancora oggi si può vedere una buona parte, era l'area in cui sorgeva la chiesa dove inizialmente veniva conservata la statua della Madonna di Marina, che adesso è nella chiesa di Santa Maria Assunta, adesso, già da secoli. Però la prima chiesa era proprio lì nell'area dove adesso c'è il forte, che ha ancora il suo fossato tutto attorno. E poi andando più avanti arriviamo agli Alberoni, dove c'è il forte Alberoni, dove adesso è presente il golf, e poi la batteria Rocchetta, chiamata anche il Vallo Asburgico, che ancora oggi si presenta con un fossato attorno e si capisce benissimo ancora che era una struttura militare. Tornando sempre più in Laguna Nord troviamo Sant'Erasmo. Sant'Erasmo sia al lato sud e al lato nord ha due fortezze. A sud troviamo la Torre Massimiliana, che è l'unico esempio ancora presente in Italia di fortificazione fatta in questo modo, circolare, che è realizzata
sulla base delle costruzioni mortello che erano sul canale della Manica e che appunto, come si può facilmente intuire, permetteva una difesa a 360 gradi. Del ridotto invece di Sant'Erasmo rimane molto poco, rimangono dei resti. Ci spostiamo un po' più a nord e andiamo a Tre Porti. Questo appunto è il forte di Tre Porti. Interessante notare che il forte adesso è circondato, sì, è sul lato laguna ed è, prima di arrivare al mare c'è un bel pezzo di terra. Quella inizialmente non c'era perché tutta la zona di Punta Sabbioni è nata dopo la costruzione delle dighe foranee. Quindi il forte, che adesso si fa fatica un po' a collocarlo fronte al mare, in realtà il mare gli arrivava molto vicino. E sempre lì nella zona del litorale di Cavallino Tre Porti possiamo trovare altre batterie come la batteria Amalfi, appunto a Sabbioni, che il nome prende da una corazzata che era stata fondata, e poi la batteria Bragadin, dove tutt'oggi possiamo ammirare il museo dedicato alla Prima Guerra Mondiale, oppure la batteria San Marco, dove adesso c'è un camping, però l'ingresso presenta ancora i binari per terra e la torre telemetrica in fianco ha una forma particolare, viene chiamata appunto la caffettiera. E poi la batteria Radaelli, più avanti. Eccoci qua, vediamo se questa volta si apre e andiamo a parlare del campo trincerato di Mestre. Non si apre, va bene, non importa. Allora, anche qui, come diceva prima il professore, dobbiamo tener conto sempre del contesto storico in cui si inseriscono le scelte, in questo caso militari. E cosa succede? Questo è un periodo di grandi cambiamenti e soprattutto di nuove scoperte. Ad esempio si scopre la macchina fotografica, viene inventata la macchina fotografica, il telefono, il motore a scoppio e si inizia ad usare il calcestruzzo. Parallelamente ci sono anche ovviamente delle scoperte militari, come ad esempio si iniziano a utilizzare i primi sottomarini, i siluri, vengono usate le granate al posto della palla piena, ma soprattutto viene inventata la canna rigata e la retrocarica. Tutto questo ovviamente faceva di tutte le difese veneziane che fino adesso si erano costruite inefficaci. Quindi le mura naturali di Venezia non erano più sufficienti, non erano più sufficienti neanche le strutture di stampo cinquecentesco. Questo anche per una mobilità delle truppe che va via via a velocizzarsi e quindi una struttura fissa non riusciva poi a far fronte a cambi repentini militari, e quindi era davvero molto difficile. Pensiamo che la gittata di calibri medi in questo periodo copre la distanza tra San Giuliano e le fondamenta di Santa Croce. Quindi possiamo già capire che con queste strutture, con le strutture esistenti, Venezia poteva davvero essere spacciata. E su queste premesse, con anche l'annessione appunto di Venezia all'Italia di cui vi ho parlato prima, si inizia a rivedere tutto l'impianto militare e si pensa alla costruzione di alcuni forti a coronamento, diciamo, dell'arco lagunare con al centro Forte Marghera. Il primo di questi forti ad essere costruito è il Forte Brendole, o chiamato anche Gazzara, ed è dell'86. I primi forti che vengono costruiti sono di tipo Tunkler o prussiani e sono caratterizzati appunto da questa struttura che voi vedete poligonale a 6 lati, circondata da un fossato di 5 metri. Le acque ovviamente si garantiva un riciclo di acqua grazie a delle chiuse, insomma. L'accesso ai forti avveniva tramite un ponte levatoio su un frontale decorato spesso, diciamo, in stile neoclassico, con appunto delle colonnine ai lati del frontale. E tutti i locali di queste strutture si trovavano lungo il perimetro, collegati
da lunghi corridoi e c'erano anche delle scale elicoidali che poi potevano portare insomma ai piani superiori dove c'erano gli armamenti. Allora, volevo leggervi l'armamento classico di queste tipologie di forti. Allora, 14 postazioni d'artiglieria sul fronte principale, 3 su ciascun fianco, poi per le aggressioni ravvicinate vi erano 4 cannoncini 87B sul fronte di gola e 10 mitragliatrici a 2 canne nelle caponiere, quindi capiamo bene che questi forti erano davvero molto armati. Questi sono appunto forti di prima generazione, sono autosufficienti ed includono al loro interno gli alloggi, l'infermeria, deposito di polveri, eccetera, eccetera. Vengono costruiti appunto i primi 3 forti. Questo è il Forte Tron, che è il gemello del Forte Carpenedo, e anche qui possiamo vedere appunto la stessa forma e anche il fossato che li caratterizza. E in particolare il Forte Tron difendeva la ferrovia e la strada per Padova e il Naviglio Brenta. Nel 1900 si rivede di nuovo il campo trincerato e quindi si pensa ad una nuova disposizione della struttura che prevedeva 5 forti a difesa dell'area del Dese, 2 forti a difesa dell'area del Brenta, un riammodernamento di quelli già esistenti e la seconda linea doveva appunto formata da dei forti già esistenti al quale si sarebbe aggiunto un quarto forte, il forte di Tessera. Sì. Credo che non si riesca, poi vediamo. Non lo so, mi dice accedi. Lo spostiamo, sì. Vediamo se si vede. Che questo qui è quello suo. Vediamo un attimo. Volevamo farvi vedere i forti, tutta l'area. Vediamo qui. No, non è questo. Non importa. Volevamo farvi vedere appunto l'area, ma non riusciamo ad aprire il link. È il bello della diretta. Beh, allora diciamo che qui un po' si può vedere. Allora, questi qua in blu sono i forti, quindi vedete come formano appunto un arco parallelo appunto alla gronda lagunare e al centro c'è appunto il Forte Marghera, eccolo qua. Più vedete, possiamo vedere anche tutte le batterie e le difese di cui abbiamo parlato prima, anche Riccardo appunto del Lido e qui ancora poi di Chioggia. Ecco qui. Questi in blu sono i forti, quindi vedete proprio come sono disposti appunto a raggiera. Infatti per definizione il campo trincerato è appunto un insieme di forti che formano una corona attorno ad una piazzaforte e appunto servivano per allontanare il più possibile la linea di tiro nemica. E ritorniamo appunto al secondo anello e le strutture che vediamo in questa fase sono completamente diverse da quelle della prima fase. Vengono chiamate batterie corazzate e sono formate da un unico blocco con agli angoli delle torrette sulle quali vi erano delle mitragliatrici girevoli. Anche qui era previsto un fossato non più di 5 metri ma un po' più basso di 3 metri. E questi forti hanno tutti quanti la stessa forma
Ecco qui, questo è il Forte Poerio che si trova ad Oriago. Potete vedere anche qui c'è un piccolo ponte, probabilmente anche, anzi senza probabilmente, anche qui c'era il fossato poi interrato. Erano costruiti in cemento armato, quindi anche qui c'è l'uso di un'innovazione, insomma. Anche qui il Forte Cosens e il Forte Mezzacapo, dove appunto si vedono le torrette sulle quali erano impostate le mitragliatrici. Passiamo ancora al Lido di Venezia, perché appunto anche il Lido è compreso in questa rimodernizzazione, e quindi alle batterie già esistenti se ne aggiungono poi altre 4. Questa è la batteria Bragadin, che in questa foto, tra virgolette, fortunata, adesso vi dico anche perché, possiamo vederlo nella sua forma. Solitamente è ricoperto da erbacce, arbusti, eccetera, eccetera. Purtroppo molte di queste strutture del campo trincerato sono abbandonate, o comunque sia in stati abbastanza discutibili. Alcuni sono stati recuperati, come appunto il Forte Marghera, altri forti che vengono gestiti da alcune società, insomma, che si fanno cura del verde, eccetera, però sarebbe davvero bello che si riuscisse a salvare questa memoria storica che sta andando un po' a perdersi. Bene, io direi che concludiamo dicendo che cosa ne è stato poi di questi forti. Già nel 1915 erano davvero superflui, perché le scoperte erano molto avanzate e quindi non erano in grado di far fronte agli attacchi, e quindi vengono disarmati e poi vengono riconvertiti d'uso come appunto polveriere o depositi. E con questo io concluderei e lascio la parola al professor Manno. No, ma abbiamo finito però. Bene, allora abbiamo 5 minuti per qualche eventuale domanda. Se c'è qualcuno, alza la mano e io corro con il microfono. Allora, i colpi non lo so, però posso dirle che nel 1911 la piazzaforte di Venezia contava 150 strutture militari e 600 bocche da fuoco di vari calibri, quindi penso che avessero un buon armamento, ma pochi spari. Sì. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo sapere una curiosità. Le torri di Dese e di Tessera, quando sono state costruite, erano così all'interno, abbastanza distanti dalla laguna, o la laguna aveva un'altra morfologia ed erano più vicine le due torri? Chi vuole rispondere? Allora, sicuramente erano più vicine alla laguna, più vicine di adesso. Erano comunque posizionate in dei punti strategici, quindi non erano a fronte laguna come ad esempio la Torre di San Giuliano. Però comunque sia, sì, noi sappiamo che la laguna si modifica, per cui alcune cose che adesso sono distanti dall'acqua, in passato erano molto più vicine, però in realtà non erano... Sì. Esatto, erano attorno sì, a quello che doveva essere, diciamo, il centro, insomma, sì, erano appunto a coronamento per la difesa, dovevano allontanare i tiri nemici. L'ultima volta che tentarono di bombardare Venezia con le artiglierie è stata
durante il 1848-49. Noi sappiamo che gli austriaci, una volta che riuscirono a recuperare il forte Marghera, piazzarono delle artiglierie prima dell'isola di San Giuliano. Se avessero ottenuto gli affusti con l'inclinazione tradizionale, si sapeva già, gli artificieri sapevano già che non avrebbero raggiunto Venezia. E c'è stato un ufficiale del genio austriaco che si era documentato su alcune prove fatte in Inghilterra e anche in Francia, che suggerì al generale Henao di mettere gli affusti quasi perpendicolari. Questo avrebbe aumentato la parabola del proiettile, ma non avrebbe consentito di armare le artiglierie con proiettili molto distruttivi. Quindi posero gli affusti in quella posizione quasi verticale, usando degli affusti però con palle molto piccole, di calibro molto piccolo. E noi sappiamo dalle cronache che alcune arrivarono a Venezia. Se voi sapete, sicuramente passeggiando per Venezia ogni tanto si trovano attaccate queste palle austriache, non so, su una facciata di una chiesa, su una facciata di un palazzo, eccetera, eccetera. Naturalmente fu un bombardamento che ebbe un effetto psicologico più che materiale, perché le palle erano molto, molto piccoline, quindi non potevano provocare grandi distruzioni. Tra l'altro quella volta, in quell'occasione, gli austriaci tentarono anche, pensate, il primo bombardamento aereo di Venezia, perché un altro ufficiale ebbe l'idea di far alzare dalle navi austriache davanti al Lido delle mongolfiere con delle bombe che venivano calate manualmente. Per fortuna di Manin e compagnia il vento non fu favorevole e le mongolfiere furono portate molto lontane da Venezia. Però qualche cosa riuscirono a farlo, perché alcuni ufficiali austriaci suggerirono dalle batterie di San Giuliano di riscaldare le palle, i proiettili, con un forno a riverbero, quindi di renderle incandescenti, in modo che quando poi arrivavano a colpire le case veneziane, soprattutto quelle della stazione, eccetera, con le palle più piccoline, di diametro inferiore, riuscirono ad andare anche arrivare fino all'Accademia. Comunque, con queste palle incandescenti, se cadevano nel punto giusto, magari in un tetto, potevano provocare degli incendi, ma i risultati furono abbastanza secondari e ininfluenti. Ripeto, fu più che altro un aspetto psicologico, perché quella fu veramente la prima volta in cui Venezia perse la sua inviolabilità direttamente con questa azione. Naturalmente, io questo poi l'avevo già citato, questo episodio, i veneziani non persero la loro ironia, e quando di notte vedevano queste palle infuocate passare nel cielo scuro e cadere su Venezia, dicevano: ecco, riva le naranze austriache. Allora, molti anni fa, si parla del 2000, il Forte Tron era sotto una cooperativa che si chiamava Limosa e che lo gestiva in maniera anche abbastanza, proponeva tante cose, anche aveva proposto una riscoperta non solo del forte, ma anche ad esempio delle piante che sono attorno a questi forti, eccetera. Purtroppo molti di questi forti erano ancora militarizzati, cioè del demanio militare. Si decise pochi anni dopo di fare delle bonifiche a molti di questi, e poi ci sono stati dei problemi con la compravendita tra appunto
provincia o Stato, eccetera. E personalmente io spero che ci sia qualcuno che abbia qualche buona idea, però attualmente a vederli allo stato di degrado in cui versano, credo che non ci sia la volontà di riprenderli. Io sono sempre positiva e credo che le memorie storiche comunque vadano, almeno che si debba provare a mantenerle, però capisco anche che ci sono tanti costi di gestione, soprattutto perché appunto gli arbusti, ad esempio, che sono nati e che si trovano attualmente sopra i forti, non sono quelli che erano previsti inizialmente, e quindi le radici di questi fusti hanno intaccato le strutture. E è questo il vero problema, che bisognerebbe spendere tanti soldi per ripristinare, comunque rimettere in sicurezza le varie strutture. Speriamo, speriamo di sì. Vi ringrazio tutti per la vostra presenza e costanza e pazienza, e volevo solo dirvi che giovedì 3 aprile la prossima conferenza sarà di Marina Crivellari Bizio e il titolo è Una curiosa architettura veneziana da scoprire, La Scala. Buonasera a tutti e grazie di nuovo.